E dunque sono partite le 3 atlete, sono 6 le batterie dei 400 stile libero femminili, categoria ragazze. Ci saranno poi a seguire le serie junior, 3 in programma, e poi si proseguirà con la categoria assolute con 3 serie. Si passerà poi al settore maschile. Anche qui per la categoria ragazzi sono previste 6 batterie, 4 per la categoria juniores e poi gli assoluti con ancora 4 batterie, quindi un programma intenso, tutto da 400 stile libero, quello che ci aspetta questa mattina. Naturalmente ricordiamo anche che per quanto riguarda la categoria ragazzi le gare si svolgeranno nelle prime 2 giornate, quindi nella giornata di oggi e di domani. Per quanto riguarda le altre categorie ci sarà la giornata conclusiva, quella del 6 gennaio, dove nella mattinata verranno effettuate tutte le finali delle qualificazioni di oggi e domani. Per quanto riguarda questa prova dei 400 stile libero ci sarà la super finale, dove saranno a scendere in acqua saranno i migliori 6 tempi nel computo assoluto, inteso come comprensivo delle varie categorie. Intanto siamo passati ai 100 metri, al comando in 1:14:09 Giorgia Niboli, atleta della Canottieri Garda Salò, che nuota in terza corsia. Siamo al passaggio di metà gara, intanto con Giorgia Niboli ancora davanti a Maria Silvia Trentin, 2:32,72 per Giorgia Niboli, Trentin 2:33,25, vira ora i 200 metri Marianna Casari, 2:45,69 per lei di passaggio. Andiamo a presentare, anzi invitiamo sul piano vasca, visto che sono ancora in zona detta ai concorrenti, le atlete della quinta batteria femminile della categoria ragazze. Eccole qua. Attenzione, è stato trovato il cartellino di Alessia Paradiso della Rarinantes Valsugana. Può venire a ritirarlo qui alla postazione microfonica. Alessia Paradiso, Rarinantes Valsugana. I metri di gara per Giorgia Niboli, 3:51,11, segue in 3:51,75 la Trentin a 64 centesimi di secondo. Intanto presentiamola, la serie numero 5, schierata dietro ai blocchi di partenza. Beatrice Andreini nuoterà in corsia 2 per la Rarinantes Adria Monfalcone, in corsia 3 Simona Fontana, nuoto Bellinzona, in corsia 4 per il Drusto Zveda Krani, in lane 4 Nastia Vodopivec, in corsia 5 Sara Tovoli per l'Azzurra Nuoto Prato.
sono pochi meeting che le fanno, quindi è giusto dare spazio a chi fa queste cose. Se no, no, perché più le gare sono corte, più iscrizioni hai, più soldi entri. Cioè nel tempo di 6 minuti di gara facevi 6 da 50 con 6 atleti, erano 36 iscrizioni anziché 3, che sono soldi. Non so quanto costa qui l'iscrizione. Intanto ultime 2 vasche per Marianna Casari, mentre Giorgia Niboli va ad aggiudicarsi, eccola qua, la 6ª batteria femminile della categoria ragazze.